Recuperate 35 unità abitative nel rione Santa Croce per un importo di 4.900.000 euro. A distanza di 10 mesi dalla presentazione del progetto, avvenuto lo scorso 18 ottobre 2021, è stato notificato al Comune e all'assessorato regionale delle infrastrutture e Dipartimento Mobilità e Trasporti il finanziamento per gli interventi di verifica, ristrutturazione, adeguamento sismico e miglioramento energetico di 35 immobili di proprietà comunale ricadenti nel quartiere di Santa Croce, che versano in condizione precaria. L'importo del finanziamento ottenuto dal progetto è di circa 4.900.000 euro. Gli immobili interessati sono ubicati in piazza Chiesa, Santa Croce, via Alletto, via Gravano, via Recinto Blati, via Zuppardo, via Balli 2, via Marsala, via Orti Nuovi, via Santa Marta, Cortile Baronello e via Garibaldi. Come amministrazione, in particolare con il mio assessorato all'edilizia pubblica e privata, in una nota stampa spiega l'assessore Gerlando Principato, stiamo tentando in tutti i modi di invertire il processo di degrado e svuotamento del centro storico, favorendo il recupero di singole unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, con interventi finalizzati a creare abitazioni unicamente più sicure e anche sismicamente ed energicamente più efficienti, meno inquinanti, a salvaguardia dei volumi edificati e della memoria materiale. Intanto, sempre da parte dell'assessore Principato, in materia di edilizia urbana apprendiamo come si sia attestato a più di 330.000 euro la cifra degli incassi accertati dalla riscossione dei condoni edilizi e dai permessi di costruire nel terzo trimestre di quest'anno. Nel dettaglio, spiega l'assessore Principato, sono stati incassati 251.420,83 euro solo dalla riscossione dei condoni edilizi e 85.148 euro per i permessi di costruire. Nel 2022, continua Principato, abbiamo attestato un incasso complessivo di 807.389,98 euro dalla riscossione dei condoni edifici e 464.702,40 euro per i permessi di costruire. Numeri importanti per il nostro bilancio, continua il sindaco Miccichè, che affermano come il lavoro svolto dal settore condoni e permessi di costruire del settore quinto in questi 2 anni di amministrazione sia notevolmente aumentato. Fintanto che queste pratiche non sono regolarizzate, rappresentano un freno al mercato, spiega l'assessore Principato, sia perché bloccano le compravendite e soprattutto perché sono di ostacolo alle iniziative per la rigenerazione urbana del territorio. Dall'avvio dell'amministrazione Miccichè, novembre 2020, a oggi, continua Principato, sono stati incassati circa 2 milioni di euro dalla riscossione dei condoni edilizi e 1.700.000 euro per i permessi di costruire.